Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati a un ergastolo di dolore che ci sta consumando dentro e portando via le poche energie e forze rimaste, sempre più soli e abbandonati da tutti e tutto, mentre chi ti ha fatto questo continua a essere protetto e libero di fare i suoi sporchi comodi. Affida ai social la sua rabbia a Luca Marangoni, il papà di Alex, il 25enne di Marcon scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi dall'abbazia di Vidor, dove si trovava per un rito sciamanico, e ritrovato 3 giorni dopo su un isolotto del Piave qualche chilometro più a valle. Lo sfogo di Papa Luca arriva dopo che la Procura della Repubblica di Treviso ha palesato la sua intenzione di derubricare il capo di imputazione del fascicolo d'indagine da omicidio volontario a morte conseguente da altro reato. La relazione finale del medico legale sembra infatti escludere aggressioni da parte di terzi. A uccidere Alex sarebbe stata la sola caduta dal terrazzo dell'abbazia. Chiara la dinamica, molto meno le cause, in attesa anche della parola definitiva sui test tossicologici. Non è stato facile reperire i reagenti per verificare la presenza di ayahuasca e dei suoi derivati. Il punto per la procura è dirimente. Le sostanze che potrebbe aver assunto Alex non hanno provocato una reazione mortale dell'organismo, ma potrebbero in ipotesi aver provocato un comportamento tale da porre in pericolo e compromettere la vita di Alex, un comportamento per cui Alex, in preda a una mente obnubilata, sia caduto più o meno volontariamente, più o meno consciamente dalla terrazza. Insomma, quello di Alex per gli inquirenti non è omicidio ma nemmeno suicidio. Attualmente il fascicolo è contro ignoti, resta da capire se lo rimarrà anche con la derubricazione del reato. In ogni caso non sarà facile stabilire un rapporto di causa ed effetto, magari con un possibile coinvolgimento dei due curanderos, finora mai formalmente indagati e di fatto introvabili. La cosa certa è che ancora non abbiamo acquisito delle loro dichiarazioni. Da un lato quindi l'indagine procede, destinata però a cambiare pelle, dall'altro il dolore e i dubbi di un'intera famiglia che non si rassegna, che parla di un muro di menefreghismo da parte delle istituzioni. Spero almeno nella giustizia divina, scrive infine Luca Marangon. Riposa in pace, dolce angelo.